Eder. Mac. Pallister. Il caso di Sonia Bottacchiari, scomparsa dal 20 aprile con i figli Nishanta e Joshua e con i 4 cani di famiglia, non era già abbastanza inquietante. Evidentemente mancava ancora qualche tassello per trasformare questa storia da mistero nei boschi a rompicapo investigativo con tutti gli accessori: auto ritrovata, campeggio fantasma, telefoni muti, attrezzatura da natura selvaggia, piste verso il confine, avvistamenti che non portano a nulla e adesso anche lettere, provviste lasciate al nonno e parole che aprono scenari molto più delicati. La novità più pesante è il ritrovamento di alcune lettere nella casa di Riccardo Bottacchiari, padre di Sonia e nonno dei 2 ragazzi. La scoperta sarebbe avvenuta durante una visita nell'abitazione dell'uomo, mentre si stavano riprendendo alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa. Vicino a delle borse piene di generi alimentari sarebbe stata notata una lettera. Da quel momento il caso, già abbastanza complicato da sembrare scritto da qualcuno con l'abbonamento annuale al Caos, ha preso una piega ancora più cupa. La procura ha poi precisato un punto fondamentale. Le lettere sarebbero 2, diverse e non datate. Una sarebbe indirizzata ai figli, l'altra conterrebbe riflessioni di Sonia sulla propria vita. E qui bisogna fermarsi e usare il cervello, merce rara ma ancora legale. Non datate significa che non si sa con certezza quando siano state scritte. Non si può quindi prendere quei fogli, montarci sopra una sentenza e dire «Ecco, abbiamo capito tutto». No, le lettere sono un elemento pesantissimo, ma devono essere collocate nel tempo, verificate, lette nel contesto e valutate dagli inquirenti. Dai testi emergerebbero sofferenza, sconforto, inquietudine, difficoltà personali, sogni mai realizzati e parole d'amore per i figli. Ci sarebbe anche una poesia e sarebbe comparsa l'immagine di Ganesha, divinità induista legata alla dimensione spirituale di Sonia. Un dettaglio che non chiude nulla, ma apre una finestra sul mondo interiore della donna. Non siamo davanti al classico bigliettino lasciato sul tavolo con scritto «Torno subito». Siamo davanti a parole che, secondo chi le ha lette e secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, fanno pensare a una condizione emotiva pesante. E infatti la procura ha richiamato tutti alla massima cautela, parlando di un momento di estrema delicatezza e della necessità di mantenere assoluto riserbo. La parola più grave entrata nel caso è suicidaria. Le lettere, secondo le valutazioni emerse, farebbero pensare anche a una possibile volontà suicidaria. Ma attenzione, possibile non significa accertata. Pensare non significa sapere. E soprattutto in una vicenda con 2 minorenni scomparsi, 4 cani, un'auto abbandonata e telefoni neutralizzati nello stesso momento, il salto dalla possibilità alla certezza lo lasciamo volentieri agli investigatori da divano, quelli che risolvono i casi in 8 minuti tra un caffè e una notifica. Qui invece serve prudenza. C'è poi il dettaglio delle borse di cibo lasciate in casa del padre. Sul tavolo o comunque in uno spazio dell'abitazione sarebbero state trovate 3 borse piene di generi alimentari, tra cui fagioli e biscotti. Su una di queste ci sarebbe stato un bigliettino con scritto «Cibo per il nonno, non toccare», accompagnato da un cuoricino e da un grazie. Riccardo Bottacchiari avrebbe spiegato che una cosa del genere non era mai successa prima. E questo dettaglio nel suo piccolo pesa tantissimo, perché sembra un gesto preparatorio. Come se qualcuno, prima di partire, avesse pensato a lasciare delle provviste al padre anziano. Un gesto pratico, quasi domestico, ma proprio per questo inquietante. Quando una partenza viene preparata anche nei dettagli di chi resta, la parola improvvisazione comincia a perdere pezzi come una sedia dell'Ikea montata al contrario. Il padre di Sonia però non ha dato per scontato nulla. Anzi, avrebbe espresso dubbi. Le lettere non sono datate e, secondo lui, potrebbero essere state scritte molto tempo prima, magari in un momento particolare. Avrebbe anche manifestato incertezze sulla calligrafia. Questo non vuol dire che le lettere siano false, ma vuol dire che anche qui bisogna evitare il festival della certezza anticipata. Quelle carte sono state acquisite, verranno valutate e dovranno parlare meglio di quanto facciano ora. Perché in una storia così anche un foglio può diventare una bussola o una trappola. Nel frattempo resta il quadro già emerso nei giorni scorsi, ma ora va riletto alla luce delle nuove informazioni. Sonia, 49 anni, parte il 20 aprile da Castellarquato, nel Piacentino, con i 2 figli adolescenti, Nishanta e Joshua, di 16 e 14 anni,
e con i 4 cani di famiglia. La destinazione dichiarata sarebbe il Friuli Venezia Giulia, per qualche giorno di vacanza nella natura, con rientro previsto il 24 aprile. Una vacanza sulla carta. Solo che poi la carta si strappa. La famiglia non arriva al campeggio indicato nella zona di Gemona. Nessuna prenotazione chiara, nessun passaggio confermato, nessuna traccia utile. Il 6 maggio viene ritrovata la Chevrolet Captiva di Sonia Tarcento in via Montegrappa, parcheggiata regolarmente. Regolarmente, perché anche quando una famiglia sparisce nel nulla, almeno la macchina si comporta da cittadina modello. Dentro però non ci sono Sonia, non ci sono i figli, non ci sono i cani e non ci sarebbero nemmeno tende e materiali da campeggio. Dunque l'auto non sembra semplicemente il punto finale di un incidente, sembra piuttosto un punto di passaggio. La domanda è: passaggio verso dove e con chi? Su questo gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi che, dopo aver lasciato l'auto a Tarcento, Sonia e i figli possano essere saliti su un altro mezzo. E qui la questione si fa seria. 3 persone, 4 cani. Bagagli e attrezzatura non spariscono come uno scontrino nel cruscotto. Se davvero c'è stato un cambio di veicolo, qualcuno potrebbe aver aiutato la famiglia. Un conoscente? Una persona incontrata in Friuli? Qualcuno legato a un ambiente di escursioni, arrampicata o vita avventurosa? Per ora sono domande, non risposte, ma sono domande che gli inquirenti non possono permettersi di lasciare appascolare nei prati. C'è poi l'altro dettaglio già noto, ma ora ancora più importante. Prima della partenza, Sonia si sarebbe licenziata dall'azienda con cui collaborava e avrebbe ritirato le spettanze economiche. Anche questo da solo non dimostra nulla. Una persona può licenziarsi per 1000 motivi, ma se lo mettiamo accanto alla partenza, ai telefoni spenti, all'auto lasciata, alle provviste per il padre, alle lettere e agli acquisti fatti prima del viaggio, il quadro comincia a sembrare meno casuale. Non una gita nata così, con la spontaneità di chi dice «Dai, andiamo 2 giorni in montagna». Qui sembra esserci preparazione. E quando c'è preparazione bisogna capire chi l'ha pensata, perché e fino a dove. Tra gli acquisti segnalati ci sarebbero ricetrasmittenti, filo da pesca e sale per attirare animali selvatici. Anche qui il kit è piuttosto eloquente. Non proprio la valigetta base della famiglia che va a fare un weekend e torna con 2 calamite, una foto al tramonto e il cane pieno di zecche. Ricetrasmittenti, filo da pesca e sale per animali fanno pensare a una permanenza nella natura, forse più lunga, forse organizzata, forse collegata a un'idea di isolamento. Una scelta estrema? Una pausa? Una fuga? Una situazione degenerata? Tutto resta aperto. La pista dell'allontanamento volontario rimane quindi centrale, ma non basta. Perché in questa storia ci sono 2 minorenni, e quando ci sono 2 minorenni, il discorso cambia. La procura procede per sottrazione di minori, ma è stata valutata anche l'ipotesi di modificare il quadro investigativo verso il sequestro di persona, in modo da ampliare gli strumenti di indagine. Non è un dettaglio tecnico da addetti ai lavori, significa che gli inquirenti vogliono potersi muovere con maggiore profondità anche sui dispositivi, sui contatti, sulle comunicazioni e sulle eventuali persone che potrebbero aver avuto un ruolo prima o dopo la sparizione. E qui arriviamo al dettaglio dei telefoni. Finora si parlava dei cellulari di Sonia e dei ragazzi. Ora emerge un elemento ancora più preciso. I 3 scomparsi avrebbero avuto nella loro disponibilità almeno 4 smartphone. Oltre ai telefoni personali, Sonia avrebbe avuto anche un dispositivo collegato alla sua collaborazione con un caseificio. Tutti e 4 sarebbero stati neutralizzati nello stesso momento. La parola neutralizzati è quella che fa rumore. Perché un telefono può scaricarsi, 2 telefoni possono non prendere, 3 telefoni possono spegnersi se siamo proprio nel giorno nazionale della sfortuna tecnologica. Ma 4 dispositivi neutralizzati insieme iniziano ad avere il profumo di un'azione deliberata. E non serve essere Sherlock Holmes con la SIM ricaricabile per capirlo. Resta poi l'aggancio telefonico nella zona di Tarcento. 1 o più dispositivi avrebbero agganciato quella zona prima di spegnersi. Questo conferma che Tarcento non è solo il luogo dove è stata trovata l'auto, ma anche un punto importante nella sequenza degli ultimi segnali. È lì che la storia sembra condensarsi. Auto, telefoni, ricerche, campo base, soccorritori, telecamere e segnalazioni. Tarcento diventa il centro della mappa, il chiodo piantato nel mistero. Da lì il cerchio si allarga, ma il punto di partenza resta quello.
Le ricerche continuano con un dispiegamento importante. Vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, soccorso alpino, droni, elicotteri, unità cinofile e volontari. Dopo un vertice coordinato dal prefetto di Udine Domenico Lione, il raggio delle ricerche è stato allargato di un'ulteriore ventina di chilometri rispetto all'area già battuta. Tradotto, non si sta cercando solo dietro l'angolo. Si sta allargando la mappa perché la possibilità che Sonia, i ragazzi e i cani si siano spostati più lontano resta in piedi. E resta in piedi anche l'ipotesi del confine sloveno, considerata la vicinanza e la presenza di sentieri impervi. Anche qui nessuna certezza, solo una pista che non può essere ignorata. Quanto agli avvistamenti, anche qui arriva una precisazione importante. Nei giorni scorsi era stata segnalata come attendibile la testimonianza di un escursionista che avrebbe visto una donna con 2 ragazzi e 4 cani in una località montana del Friuli. Sembrava una possibile svolta, sembrava uno di quei momenti in cui il giallo dice «forse ci siamo». Invece, almeno finora, anche quella segnalazione non avrebbe dato esito concreto. Le verifiche non hanno portato al ritrovamento della famiglia. E così il caso torna a fare quello che sa fare meglio: aprire una porta, mostrare un corridoio e poi spegnere la luce. Sono stati diffusi anche i nomi e le immagini dei 4 cani: Dalmatina, Squinty, Raya e Shakti. Il dettaglio degli animali è tutt'altro che secondario. Una donna con 2 adolescenti può confondersi tra la gente, ma una donna con 2 ragazzi e 4 cani, tra cui un grande maremmano bianco, è molto più difficile da non notare. Per questo, le segnalazioni sui cani vengono considerate importanti. I cani potrebbero diventare il dettaglio capace di bucare il silenzio, sempre che qualcuno li abbia davvero visti e sappia collegare quell'immagine alla famiglia scomparsa. Nel frattempo, Yuri Groppi, padre dei ragazzi ed ex marito di Sonia, ha lanciato un nuovo appello. Ha chiesto che si facciano sentire, ha detto che le cose si mettono a posto e che l'importante è tranquillizzare tutti. Anche Riccardo Bottacchiari ha chiesto alla figlia e ai nipoti di tornare o almeno di dare un segnale. Sono appelli che dentro questo caso pesano più di tante ipotesi. Perché alla fine, al netto di celle telefoniche, lettere, sentieri, telefoni, cani e auto parcheggiate, la domanda umana è una sola: stanno bene? La situazione oggi è questa. Sonia Bottacchiari è partita il 20 aprile con Nishanta, Joshua e i 4 cani. Dovevano essere pochi giorni di vacanza. Il campeggio indicato non ha dato riscontri. I telefoni sono stati spenti o neutralizzati. La Chevrolet è stata ritrovata a Tarcento il 6 maggio, ma senza persone, senza cani e senza materiale da campeggio. Prima della partenza Sonia si sarebbe licenziata e avrebbe ritirato denaro. Avrebbe acquistato oggetti compatibili con una permanenza nella natura. A casa del padre sono state trovate provviste lasciate per lui e lettere che raccontano sofferenza, sconforto e inquietudine. Le ricerche sono state ampliate, le segnalazioni, compresa quella dell'escursionista, non hanno ancora portato a nulla. È un caso che ora si muove su 3 binari. Il primo è l'allontanamento volontario, forse organizzato e forse preparato nei dettagli. Il secondo è l'ipotesi che questa scelta, se scelta è stata, possa essersi trasformata in una situazione di pericolo. Il terzo è la possibilità che qualcuno abbia aiutato Sonia e i ragazzi, prima o dopo l'arrivo a Tarcento. Sopra tutto questo adesso si aggiunge il tema più delicato: quelle lettere, con il loro carico di sofferenza e con l'ombra di una possibile volontà suicidaria. Un'ombra che non va trasformata in certezza, ma nemmeno ignorata. Da qui bisogna ripartire. Non dal chiacchiericcio, non dalla teoria pronta in saldo, non dal grande supermercato delle ipotesi dove ognuno prende quella che gli piace di più. Bisogna ripartire dai fatti. Lettere non datate, borse di cibo per il nonno, telefoni neutralizzati insieme, auto vuota a Tarcento, ricerche allargate, avvistamenti senza riscontro e una famiglia che manca all'appello da 3 settimane. Il resto per ora è nebbia. E in questa storia la nebbia non è solo sul paesaggio friulano, è dentro ogni passaggio che ancora non trova una spiegazione. Seguiremo questa storia con attenzione anche perché il ragazzo scomparso, il figlio di Sonia, era alunno di un'amica di Eder, quella ragazza che il pubblico ha visto con lui sia in un video su Alice Neri, sia in quello in cui andò a Trieste lo scorso ottobre. In quell'occasione lei ed Eder andarono anche a pranzo con Sterpin. È un dettaglio personale, certo, ma racconta una cosa semplice.
Dietro ogni caso di cronaca ci sono legami reali, vite vere, scuole, famiglie, persone che conoscono altre persone. Non sono figurine in un album del mistero. Sono esseri umani. E proprio per questo, mentre il giallo si infittisce, l'unica cosa che conta davvero è che Sonia, Nishanta e Joshua vengano ritrovati vivi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.